Un saluto a tutti i bambini che seguiranno questo programma. Io sono Ignazio Chessa e sono un attore di teatro e vi sto parlando da uno spazio magico che c'è ad Alghero che si chiama Lo Teatri ed è il teatro più piccolo del mondo perché misura solo 38 metri quadri, forse come 2 volte la vostra cameretta. Immaginate, in questo spazio vengono e si avvicendano tanti spettatori che vedono tanti spettacoli belli. Io adesso sono qui davanti alla scenografia di uno spettacolo prossimo che ci sarà, che si intitola Rodari Club, 100 di questi Gianni, perché è dedicato ad uno scrittore che si chiama Gianni Rodari, che ha scritto molto per voi bambini, per l'infanzia, tanti spettacoli belli, ci sono tante fiabe. Guardate, qui c'è un delfino, perché un delfino che è protagonista di una fiaba che si intitola Alice Cascherina. Poi qua c'è un telefono che forse voi nemmeno conoscete perché è un telefono antico. Guardate, e con questo telefono Gianni telefonava ai suoi figli per raccontargli le favole al telefono che sicuramente molti di voi conosceranno già. E cos'altro volevo dirvi? C'è una fiaba che si intitola Il paese con le F davanti. Sì, perché è un paese strano e me l'ha raccontato un mio amico che si chiama Giovannino Perdigiorno. Giovannino Perdigiorno, dovete sapere che era un grande viaggiatore e viaggia un giorno si ritrovò in questo paese con le S davanti. Vede un signore seduto vicino a un albero e gli chiede: ma che razza di paese è questo? E questo signore gli dice: ciao straniero, come stai? È il paese con le S davanti. Sì, ma cosa vuol dire questo paese con le S davanti? Il paese con le S davanti, vede questo? E gli fece vedere un temperino. Dice: che cos'è? Un temperino, disse Giovannino Perdigiorno. E gli disse: no, è uno stemperino. Uno stemperino che serve per far ricrescere le matite ed è molto utile a scuola perché così le matite non si consumano. Sì, e poi, che bello, disse Giovannino, e poi qui in questo paese abbiamo questo, gli fece vedere un attaccapanni. Che cos'è questo? Giovannino gli disse: è un attaccapanni. No, è uno staccapanni. Come uno staccapanni? È un attaccapanni, ma l'attaccapanni non serve a niente, invece lo staccapanni è comodo, perché se tu hai bisogno di una giacca, vai nello staccapanni e la stacchi e te la metti. Poi c'è lo staccapanni d'estate, lo staccapanni d'inverno, lo staccapanni per grandi e lo staccapanni per piccini, lo staccapanni per piccini. Sì, che interessante, disse Giovannino. E poi cosa avete? Abbiamo la macchina fotografica che anziché fare le foto fa le caricature, così noi ridiamo. E poi abbiamo lo scannone. Mamma mia, che paura! Che paura il cannone! No, lo scannone che serve per disfare la guerra. Sì, è molto utile. Quando c'è la guerra si suona la tromba e la guerra si disfà. Così non ci sarà più la guerra. E questo è lo scannone e questo è il paese con le F davanti di Giovannino Perdigiorno che me l'aveva raccontato. Poi vi dico un'altra filastrocca. Guardate, questa è la palma della mano. La palma della mano i datteri non fa. Sulla pianta del piede chi si arrampicherà? Non porta scarpe il tavolo, su 4 piedi sta. Il treno non scodinzola ma una coda ce l'ha. Anche il chiodo ha una testa, però non ci ragiona.
Questo capita spesso a più di una persona. E con questa vi saluto, bambini, ragionate, pensate sempre, non date le cose per scontato, ma abituatevi a pensare, a ragionare, perché altrimenti, se non pensiamo, un giorno ci ritroveremo senza libertà. La libertà e il pensiero, il sapere e la conoscenza sono libertà. Ciao dall'Oteatri a tutti i bambini e all'Associazione dei Nanni di Ploaghe, a tutti gli amici, al caro Giovanni Salis, e io spero presto di venire a trovarvi lì con questo spettacolo e tanti altri. Un abbraccio a tutti, prendetevi cura delle persone deboli, anziane, e una volta che potete abbracciarli, abbracciateli e copriteli di baci, anche voi. Vi abbraccio e vi bacio virtualmente. Ciao dall'Oteatri di Alghero, da Ignazio Chessa, umile servitore.